Cari telespettatori, siamo con Maurizio Antonini, direttore di CIA Veneto. Quali sono le istanze che con agricoltura al centro voi fate a chi governerà la regione del Veneto un domani? Guardi, noi abbiamo posto con attenzione 9 punti importanti programmatici del nostro programma elettorale che diamo ai presidenti di regione. Primo è il consumo del suolo, noi abbiamo necessità oggi di dare una risposta concreta su questo. Il fotovoltaico a terra è una risposta che noi diamo in maniera determinante, noi non vogliamo fotovoltaico a terra ma solo in determinate aree non utilizzabili per quanto riguarda l'agricoltura. L'altro aspetto determinante riguarda i consorzi di bonifica, investimenti importanti si devono dare ai consorzi di bonifica per interventi specifici nella pulitura dei canali ma anche nelle vasche di laminazione. L'altro aspetto importante riguarda il ricambio generazionale. Ai giovani dobbiamo dare risposte concrete sia per quanto riguarda l'insediamento ma anche per quanto riguarda gli investimenti importanti, quindi credito in agricoltura per quanto riguarda i giovani e l'acquisto di terreno agricolo agevolato per quanto riguarda i giovani che si insediano. Le donne sono l'imprenditoria femminile, l'altro aspetto importante per un'agricoltura veneta al centro della politica. Le donne rappresentano quasi il 30% delle imprese agricole venete, quindi impresa femminile. Dobbiamo dare concretezza su questo e quindi chiediamo un osservatorio specifico a livello veneto per dare concretezza alle esigenze delle donne. Poi la PAC 2027-2032 è l'altro aspetto importante. Il fondo unico noi non lo vogliamo, c'è una riduzione oggi del 30% del valore della PAC e noi su questo faremo le barricate perché abbiamo necessità oggi di essere determinanti su tutto quanto questo. C'è la fauna selvatica. L'altro aspetto, uno degli ultimi aspetti, riguarda la fauna selvatica, perché su questo dobbiamo dare concretezza, risposte ai nostri agricoltori. Oggi stanno subendo centinaia di migliaia di euro di danni, abbiamo necessità di dare concretezza su questo e quindi la gestione della fauna selvatica è l'altro aspetto importante, non solo insieme alla fauna selvatica, anche le aree interne. Noi dobbiamo dare risposte concrete per quanto riguarda le aree montane, ma non solo, per quanto riguarda le infrastrutture e anche per quanto riguarda la digitalizzazione, per mantenere gli agricoltori all'interno del nostro settore. Un occhio di riguardo all'acquacultura, al settore anche degli agricoltori che si dedicano alla pesca, quindi pescatori. Su questo dobbiamo dare delle risposte non tanto concrete ma economiche. 3.000 sono i nostri pescatori che hanno difficoltà oggi di campare perché il granchio blu ha dimezzato le loro redditività e quindi dobbiamo dare concretezza su tutto questo. La burocrazia? E l'ultima in assoluto è la burocrazia. Non è possibile oggi pensare che gli agricoltori spendano quasi 100 giornate del proprio tempo sulla burocrazia. Abbiamo chiesto e chiederemo con forza e determinazione un tavolo che parta dal basso e quindi un tavolo che diano la possibilità alle aziende di ridurre in maniera concreta la burocrazia, soprattutto nelle aziende più piccole. Buon lavoro, grazie Maurizio Antonini, grazie a lei. Grazie a CIA Veneto e a voi di averci seguito, a presto.